Ciao, buona domenica. Allora, Corriere della Sera, nelle ultime 24 ore, 14 decessi, più 3 rispetto al giorno prima, salgono i nuovi positivi, più 249. Ok. Poi, a Modica in Sicilia, questa cosa è stata ripresa da più media, c'era anche un aspetto un po' così imbarazzante. Escort trovata positiva, l'appello ai clienti, venite a fare il test e le mogli non lo sapevano, non lo sapranno. Scusate, l'appello ai clienti, venite a fare il test e le mogli non lo sapranno. C'era anche un bel articoletto 2 giorni fa di Gramellini, sempre sul Corriere, che prendeva un po' in giro questa situazione. Vabbè. Dall'estero, l'abbiamo ripresa anche nei messaggi WhatsApp di questa mattina, in pratica, dall'estero, dall'Iran, 25, credo che sia il primo ministro iraniano, scusate se trovo la pagina, comunque dall'estero, 25 milioni, forse l'ho perso, vabbè adesso immediatamente non lo trovo, ma comunque il primo ministro iraniano ha ammesso, dice che ci sono 25 milioni di iraniani contagiati, di cui la metà asintomatici, ma l'altra metà si aspettano il raddoppio delle persone, diciamo, ricoverate in ospedale. Non parliamo di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, non parliamo di quello che sta succedendo in Brasile, ecco, ma guardando anche qua in zona nostra, sapete, ha fatto molto scalpore il fatto che appunto che da Jesolo sono stati trasferiti questi diciamo migranti positivi, e anche oggi sono arrivati comunicati da parte del sindaco di Cavarzere ma anche di altri esponenti dell'amministrazione. Ecco, allora scusatemi, siccome questo, diciamo, il discorso di questa epidemia, di questo coronavirus non è ancora debellato, non si sa ancora quando avremo sta benedetta vaccino, si pensa alla fine dell'anno, ma o se no addirittura nei primi mesi dell'anno prossimo. Scaricatevi questa benedetta applicazione Immuni, ok? Non vi traccia, rimaniamo anonimi, è uno strumento che probabilmente è ancora da affinare, ma intanto è uno strumento che ci può far capire qualcosa. Vi ricordo che c'è stato quell'imprenditore vicentino che è tornato dalla Bosnia ed è stato positivo al coronavirus, però per fortuna è stato ricoverato in ospedale, era in rianimazione, adesso però, sempre leggendo dai giornali, sta meglio in pratica, ha cominciato a mandare qualche sms ai collaboratori che sta meglio, per fortuna sembra che non abbia contagiato nessuno, ma con questa applicazione Immuni, se ce la scarichiamo, ok, c'è la possibilità di essere avvisati se siamo stati vicini a qualcuno che è positivo. Ecco, siccome non è vero che ci taccia, ok, poi mi viene da ridere perché vedo gente che naviga tranquillamente su Facebook, manda i messaggi WhatsApp, usa altri social, e con quelli sì che siamo diciamo proprio registrati e controllati. Avrete notato anche voi che certe volte viene fuori la pubblicità di qualcosa di cui ci siamo interessati, sanno quello che facciamo. Allora non ha senso non scaricare questa applicazione, vi invito ancora una volta a scaricarla e anche ogni giorno ad aprirla, perché bisogna essere sicuri che funzioni in pratica. Vi assicuro, non perché lo dico io, l'hanno spiegato con abbondanza di particolari anche, quindi vi invito a scaricare questa applicazione Immuni, altrimenti vi mando in